Ed eccoci qua amici, sapete dove siamo? Siamo di fronte a Palazzo Vecchio, dove è nata tutta la vicenda Renzi-Majorano. Il sottoscritto un giorno mette una maglietta dove c'è scritto Renzi ha liquidato 31 milioni di euro e il signor Palle di Segatura mi denuncia. Denunciandomi vengo rinviato a giudizio per diffamazione aggravata nei confronti di Matteo Renzi, perché il signor Matteo Renzi inserisce nella denuncia sia la maglietta sia alcuni articoli riguardo alle escort. Ora, il 15 di giugno 2015 alle ore 11:30 riprende tutto il processo Renzi-Majorano. Vi invito a venire e vi chiedo se è giusto che un cittadino mette una maglietta dove sopra c'è scritto Renzi ha dilapidato 21 milioni di euro e ho tutte le fatture, e i giudici pensano alla maglietta di Majorano e non a quello che Renzi ha dilapidato dei nostri soldi. Vi invito tutti a venire il 15 di giugno ore 11:30, Tribunale di Firenze riprenderà il processo Renzi-Majorano. Parleremo delle spese, della questione escort, della casa di via Alfani e se verrete chi è realmente Matteo Renzi.